Una squadra è arrivata prima, vincendo all'ultimo la regular season dopo un campionato in cui ha perso solo 2 volte. Ma adesso ci sono i playoff. L'altra ha chiuso ottava e la sua di stagione l'ha iniziata con il pensiero della salvezza. Ma adesso ci sono i playoff. Amici del calcio a 5, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari-Pescara, gara 1 dei playoff scudetto. Si affrontano la prima e l'ottava. Un cammino perfetto, quella della squadra di Maria Amparo, con 58 punti, 18 vittorie, solo 2 sconfitte, 4 pari per le abruzzesi che non perdono dal 22 febbraio. Allora il 3-1 in casa del Bitonto, di fatto l'unica corazzata ad aver interrotto il cammino perfetto anche in Coppa Italia, dove il Pescara si è fermato in semifinale. Cagliari che arriva a questi playoff dopo aver concluso la regular season con 0 punti nelle ultime 3. In realtà ci sarebbe stato anche il pareggio alla penultima contro il Molfetta 4-4, che è diventato un 0-6. Il Molfetta ha vinto il ricorso per via di un'irregolarità nell'utilizzo di Federica Tronci. Rossoblù che a inizio mese, a proposito di giovani, hanno festeggiato anche l'andamento dell'Under 19. Loro hanno vinto nell'andata del primo turno playoff. Per entrambe ad ogni modo è un buon percorso, soprattutto nel girone di ritorno, con il Pescara che aveva chiuso al quarto di posto alla fine del primo giro e poi, grazie a 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 12, ha vinto la stagione regolare. Adesso c'è davanti un Cagliari che nel ritorno ha fatto 16 punti, erano stati 9 in quello di andata. Pescara che solo all'ultimo è riuscito nel sorpasso del Città di Falconara, 58 contro 57 punti, con il Falconara che poi ha perso all'ultima contro la CMB. Vittoria invece decisiva, quella del Pescara, 6-2 in casa contro la Kickoff, con doppietta di Vanelli, doppietta di Sciascio, doppietta anche di Rozzo. In campo ci sono lei, poi Dincecco, Tati e Vanelli davanti ovviamente al portiere che è Mascia. Pescara che potrà fare affidamento anche su un grandissimo rendimento in attacco, 100 gol fatti durante il campionato con Pato e Rozzo, entrambi a quota 17 gol. Il quintetto del Cagliari vede Vecchione, Ribeirete, Queiroz e Capitan Virtis, la classe 2008, con la fascia anche oggi davanti ovviamente ad Antea Polloni. Pronti, partenza, via! Fischiato Cini, inizia Cagliari-Pescara con l'intesa che manca tra le due brasiliane del Cagliari, Ribeirete e Queiroz. Gli arbitri sono Andrea Cini di Perugia insieme a Marco Lupo di Palermo e al castellano Nicola Lacrimi. Il cronometrista invece è Daniele Filanino di Iesi. Pescara a destra con Vanelli, isolata in banda, vuole puntare Ribeirete, destro della laterale mancina, blocca in 2 tempi Polloni. Ribeirete, uscita verticale, Vecchione la tiene, poi Virdis chiusa all'angolo, rischia tanto Rozzo. Vanelli, secondo tentativo, ancora più vicina al vantaggio. Buon avvio nei 35 secondi iniziali del Pescara. Queiroz, orizzontale, Virdis in parallela, Vecchione, Queiroz. Chiusura di Dincecco. Con il Cagliari che vuole subito rispondere dopo un avvio
non semplice, due occasioni, una con il destro e l'altra con il mancino, quello di Gabi Vanelli. Virdis centrale, regalo per Dincecco che va, ancora parata di Polloni, la seconda. Ribeirete, non trovata Vecchione, funziona adesso molto bene il primo pressing del Pescara. Dincecco, Roso, sfida Ribeirete, poi torna fuori, trovata Tati, salta un passaggio, Vanelli ancora contro Virdis che rimane lì, Dincecco, Tati, palla forte da Roso, buono lo stop, vorrebbe il fallo, non lo ottiene. Se l'è cavata sul primo controllo orientato della numero 7 pescarese Patricia Ribeirete. Virdis, Queiroz vuole orientare con il destro, trovato il piede di Capitan Dincecco. Anzi no, e allora rimessa per il Pescara. Da battere Tati, rotazione, Vanelli liscia. Grande occasione, ha calciato male la laterale di Maria Amparo, poi Polloni, c'è ancora lavoro per lei, palla lì per Natalia Roso. Dincecco, Tati. Ancora Dincecco, Tati, scambio tra la 5 e la 44. E allora Roso, Vanelli, davanti Dincecco, ignorata, trovata adesso. Poi Mascia. Tati. Se ne vanno i primi 2:30 effettivi, anche un cambio per Amparo dentro Belli che gioca così per Virdis. Cambio lato, era una palla molto interessante, un po' lunga, non c'è arrivata Patricia Ribeirete. Tati, Roso, Belli deve proteggersi, perde anche questa palla, si prende però la rimessa laterale. Tati, Vanelli, velo di Belli, ancora Tati, gioca a sinistra, Roso vuole puntare, passata, gran giocata con la suola, grande uscita con i piedi di Polloni che poi sceglie l'uscita a destra. Queiroz scasa ma non può arrivare. Secondo cambio Pescara, dentro anche Aida Sciascio, anche lei tanti gol, 10 nella sua stagione sino ad ora. Tati va proprio da lei, protezione della pivot in maglia 3, poi scarico Roso, Tati 1-2 lungo che non si chiude, Polloni calcia fuori. Tati lascia lì, Sciascio batte lei, palla forte, ancora Polloni, questa volta ad anticipare Tati. Tati che è anche l'unica del quintetto base a restare in campo, inserita anche Ludovica Coppari. E invece primo cambio per il Cagliari dentro Mantila. Virdis salta un passaggio, Queiroz, uscita davanti con Vecchione, isolata contro Tati, tacco, chiusura. Poi Vecchione deve ripulire, non ci riesce, allora Belli vuole passare su Queiroz, sgasata della 9, palla forte in mezzo, Sciascio.
Occasione gigante, chiusura di Polloni. Transizione gestita molto bene da Belli. Mantila, Vecchione deve proteggersi. Duello con Coppari vinto dalla nazionale azzurra. Anche lei protagonista con la nostra nazionale che si è qualificata ai mondiali nelle Filippine. Belli, Tati, Sciascio. Si fa sentire Mantila, scarico da Belli che va ancora in mezzo. Polloni questa volta tiene, poi Queiroz si deve ancora accendere, la numero 10 del Cagliari che può essere assolutamente un fattore per l'OI. 9 gol. Meglio nelle rossoblù Ribeirete con 11 e ovviamente Vecchione con 15. Sciascio, Coppari. Tati, rotazione, Coppari centrale, Sciascio non trova il pallone, Queiroz sì, ripulisce, Virdis, Queiroz. Palla davanti, Vecchione, si gira, calcia Vecchione! Deviazione, sarà angolo, prima risposta del Cagliari con la sua numero 77. Mantila. Schema a liberare Vecchione, palla scomoda, raccolta però dalla pivot Campana. Ancora Mantila. Cagliari che ricomincia con Polloni. Pereira, dentro anche lei, gioca dalla sua connazionale, Queiroz la perde, Coppari riprende, sgasa, viene murata. Queiroz, Mantila, questa volta Virdis, va lei a lavorare da pivot, poi Pereira la perde, Belli, alla fine ha rimesso il piede, Cinzia Pereira ha rischiato tantissimo. Pereira, Queiroz, chiusa, questa volta il fallo c'è, il primo fischiato a Tati. Pereira, Queiroz, punta Belli, rientra, poi davanti Mantila, chiusa. Questa volta Tati raccoglie senza fallo. E allora Sciascio, è rientrata Vanelli, cercata a profondità, difesa da Queiroz. Che poi gioca anche di esperienza all'indietro. Con la testa da Polloni, gioca di esperienza ancora Queiroz, tamponata, si prende la rimessa. Dentro Manieri, gioca da ultima la 10 a destra per Pato, è entrata anche lei, Vanelli non trovata, avrebbe voluto il fischio dell'arbitro numero 2 di oggi, il palermitano Marco Lupo. Queiroz taglia il cambio, poi lato da Pereira che punta, Vanelli, chiusura della numero 12. Mantila, palla a sinistra, isolata davanti Vecchione, cercata così da una palla complicata e infatti nella terra di nessuno. Coppari, Pato.
Punta Virdis, rientra Pato, ricomincia con Manieri, poi Coppari, ancora la 10, Vanelli, c'è il blocco di Coppari, Vanelli gira largo, Manieri, Pato, Pescara che gestisce quando mancano 12 secondi alla fine del primo tempo. Pato sgasata sul mancino, Virdis scivola, chiude bene, poi da terra la perde, Pato fuori, Manieri chiude Vecchione, sarà angolo per il Pescara con Pato che in qualche modo aveva vinto il duello. E dunque altra chance per il Pescara, Coppari forte 2 volte, Polloni la seconda, deve parare, poi Virdis a destra, transizione gestinata dal Cagliari. Coppari, Manieri, il Pescara congela il possesso. Vanelli vuole puntare Vecchione. Manieri, mancino, sul secondo stava arrivando Coppari. Polloni usa le mani davanti, Vecchione, grande protezione sul primo palo, Mascia paratissima per evitare il 16° gol di Vecchione. Ribeirete, secondo palo, Vecchione al volo, questa volta male, ma c'è sempre lei nei pericoli che il Cagliari porta al Pescara. Coppari, Vanelli, davanti Pato, cercata adesso, non trovata, c'è il piede di Mantila, anche Ribeirete, per rimbalzo Coppari, uscita davanti, Vanelli, protezione, poi palla dietro, Pato. Coppari. Manieri, Vanelli chiusa da Ribeirete, allora 3 contro 2 potenziale, Vecchione va a destra, Manieri chiude, apertura, Vanelli chiusa anche lei, Manieri seconda chance, Vanelli ce l'ha sul destro e fa notare di avere la preferenza sull'altro piede. Ribeirete, Pereira, Vecchione la tiene in campo ma non la tiene tra i piedi, allora Vanelli, tanto campo, mancino, forte e deviato, altro angolo per il Pescara e altro cambio per Amparo, fuori Vanelli, dentro Rozzo. Tati, secondo palo, Rozzo sola, stop, sterzata, forte, Ribeirete mura ed esulta. Manieri, Tati, Rozzo, punta Giuliano, poi Pato, prende metri, Manieri 1-2, Pato sterzata, poi piazza Polloni, lavora bene, la tiene anche in campo. Super lavoro di Antea Polloni sul mancino costruito molto bene da Rafa Pato. Rozzo, tunnel, mancino chiuso troppo dalla numero 7 del Pescara. C'è il time out chiamato da mister Moreno Giorgi anche per mettere a posto l'uscita palla delle sue ragazze. Un pressing importante quello del Pescara sin dall'inizio, che sta creando problemi dalle parti di Polloni. 3 risposte però quelle del Cagliari affidate a Fabiana Vecchione, sempre lei ad andare vicino alla porta, difesa sino ad ora molto bene da Mascia. E dunque per ora in questi primi 10 e 15 effettivi, partita molto equilibrata,
lo era stata anche nella gara di andata della regular season. 0-2 per il Pescara con Belli e Tati. Poi al ritorno il 5-3 delle biancoazzurre con Sciascio, Vanelli, Belli per 3 e Pato e Ribeirete che aveva segnato una tripletta nel secondo tempo. Cagliari che sa di potersi giocare le proprie carte, che soprattutto vuole farlo, perché ai playoff si riazzera tutto, si parte in parità e allora rossoblù che vogliono provarci, Pescara che invece vuole mantenere la testa di una classifica mentale nella fase post-season. Queiroz, Giuliano, Queiroz, Roso mette il piede, c'è ancora la numero 10 del Cagliari, Vecchione, Giuliano, Queiroz, vuole girarsi, Pato, altre idee, chiusura della 99. Polloni, chiamata Vecchione, scelta Giuliano che poi non può tornare dal suo portiere, pasticcio di Giuliano, Pato raccoglie Queiroz, rispedisce al mittente, poi non fa esattamente amicizia con Rafa Pato. Trovata lei, gioco fuori, Rozo, Polloni tiene centrale, poi Ribeirete ancora fuori, adesso Pescara che vuole aumentare i ritmi della propria produzione offensiva. Tati, Pato, rotazione ancora, Rozo, questa volta non calcia, riapre non bene, non c'è intesa con Rafa Pato. Polloni da Queiroz, Virdis gliela ridà, ancora Queiroz davanti, non trovata Fabiana Vecchione. Dincecco, Tati, Sciascio, protezione, poi trovata in qualche modo Natalia Rozzo, ancora Dincecco, Tati, cambia lato, Ribeirete lascia lì, Sciascio, Polloni, paratissima con il corpo, ancora la numero 66 del Cagliari a tenere a galla la squadra di Giorgi. Prima grande palla di Tati, ha trovato in qualche modo Aida Sciascio, poi fuori adesso da Rozzo, calcia alto. Virdis, giocata a lato, trovata Andreja Queiroz. Ribeirete, palla profonda da Vecchione, trovata, è andata di prima la pivot rossoblù, sarebbe stata una giocatona, non le riesce. Ma Cagliari che questa volta è riuscito ad andare diretto sul proprio attaccante principale, con Vecchione e Ribeirete che si scambiano un gesto d'intesa. Può essere anche questa la soluzione per uscire dal pressing alto del Pescara. Ribeirete, ricomincia Queiroz, punta sterzata su Dincecco, ora Mancino, prepara e calcia, Mascia, tiene a terra, poi Vecchione tocca, non c'è il fallo ma ci sarà comunque rimessa per il portiere del Pescara. Rozzo, centrale Sciascio. Tati ricomincia, Vecchione, alla fine fischiato il fallo.
Sciascio vuole girarsi sul destro, ritorna sul suo piede, rimpallo favorevole e allora rimessa per la numero 3 che va dentro. Tati, destro largo. Se ne sono andati 13 minuti nel primo tempo. Cagliari con la palla profonda, Queiroz anticipata. E allora D'Incecco ripulisce con Tati. Rozzo in banda, punta, sterza. Ora sul destro, non calcia più. Queiroz chiude, Tati ha una seconda chance. Sciascio non stoppa. Ribeirete, anzi Pereira, eccola Ribeirete, secondo palo, attaccato da Virdis, chiuso da Mascia. Tati, Sciascio, Vanelli è tornata in campo, gioca a sinistra da Federica Belli. Tati, Belli, Sciascio, palla giusta ma un po' imprecisa. Pereira, davanti ancora Queiroz a lavorare al posto di Vecchione, ancora anticipata. Sciascio, gran giocata con il tunnel per tornare da Belli. Vanelli, duello molto fisico con Cinzia Pereira, alla fine fallo, punizione Pescara. Sulla palla il mancino di Sciascio o il destro di Federica Belli. Belli lascia, Sciascio piazza, Polloni apre il compasso e chiude la porta a 5:49 dai due fischi. Lascia lì Tati, Vanelli forte, secondo palo, non ci può arrivare Belli. Lei che ha segnato sia all'andata che al ritorno nei precedenti della stagione regolare. Virdis, Queiroz, questa volta è arrivata la 10, poi chiusura di Tati. Punta Tati, palla a destra, Belli, stop orientato, troppo lungo. Adesso torna in campo Fabiana Vecchione. Il Cagliari potrà tornare a cercare la sua pivot, ma intanto deve difendersi sulla rimessa di Tatiana De Biase. Secondo palo, Polloni, grande anticipo su Gabi Vanelli. Sciascio, Belli, chiusura di Virdis che alla fine riprende il pallone. Vecchione davanti, Pereira, gran chiusura di Vanelli in estirada, lei che una settimana fa così ha segnato un pallonetto. Belli tacco, Polloni para, rimbalzo Sciascio, ancora Polloni, adesso grande ritmo, Virdis, Pereira rischia, la tiene lì, Virdis, destro, Mascia, ancora Virdis, ancora la 2008, ancora il capitano. E 1-0 Cagliari, transizione perfetta che è lo specchio di questa partita con Polloni che ancora
para e il Cagliari che questa volta segna. Cagliari sul +1, time out chiamato dal Pescara. Quinto gol nelle ultime 3 settimane per Alice Virdis, la tripletta quantomeno teorica contro il Molfetta, il gol nel 6-2, la sconfitta una settimana fa a Bitonto e adesso il gol del vantaggio per la più giovane delle rossoblù con la fascia. Adesso sale a 5 gol in questa prima stagione in Serie A. Si vuole prendere la scena, si vuole regalare il sogno di andare avanti in questi playoff. Scudetto, Cagliari che dalla stessa parte del tabellone vede tiki-taka e kick-off a giocarsi questo quarto di finale. In campo anche Falconara e Lazio e Bitonto e CMB. Ci sono 4 minuti e 50, il Pescara vuole rispondere, Polloni evita anche l'angolo, primo tempo masterclass del portiere del Cagliari. Pereira, triangolo che non si chiude, palla che è comunque rossoblù. Pereira davanti, Mantila, al rimbalzo è arrivata Belli, gestione poi con la punta, deviazione, un brivido sulla schiena di Polloni, un angolo a conteggio per il Pescara. Pereira chiude molto bene. Pato, Vanelli. Belli in parallela è uscita a prendersela Tati, cambio lato, Pato non trovata. Mantila, Queiroz, profondità, difesa da Tati, Vanelli ha un compito scomodo nel ripulire il pallone, ci riesce Pato. Tati, Vanelli attacca centrale, Tati rischia il regalo da Vecchione, transizione possibile, palla a sinistra, Queiroz, secondo palo, sorpassata Mantila, non la tocca nessuno ma il Cagliari arriva ancora con i contropiedi. Tati, Rozzo, ancora Tati, isolata a destra Vanelli, scelta adesso, deve puntare Vecchione, sgasata sul destro, è passata Vanelli, questa volta Manti la tocca, per poco non è autogol, sarà angolo. Tati, palla scavata, Rozzo! Gran destro, vicinissima al gol dell'1-1. Coordinazione sostanzialmente perfetta della numero 7 di Maria Amparo. Polloni, Queiroz, Vecchione cercata ma non trovata, Rozzo rimessa sua. Tre minuti e 5 secondi. Gioca il Pescara, Vanelli, Tati, Vanelli. Secondo palo chiuso da Vecchione. Stava arrivando Rozzo. Vanelli sposta e calcia, altra chiusura
Il Pescara rimane lì. Tati, Vanelli, tanti metri ancora sul corpo, questa volta di Vecchione. Tati, rotazione Rozzo, Polloni. Altra parata di Polloni che poi va davanti da porta a porta, da Polloni a Mascia, da Mascia a Tati. A sinistra Vanelli, tanto spazio, lo prende, rientra, valuta, riapre, Tati. Ancora palla imprecisa per Rafa Pato. Il Pescara ha bisogno della sua numero 99. Manieri, Pato, ancora Manieri, scelta, palla a sinistra, Coppari, secondo palo, Pato, Polloni. Poi Pato vuole il replay della chance, Ribeirete, altre idee, lascia lì, poi Rozzo non gestisce benissimo. Alza troppo alla ricerca di Manieri, prima un'altra occasione. Questa volta per Rafa Pato, un'altra parata di Antea Polloni. Manieri, Pato, ancora Manieri. Secondo palo, Pato chiusa. A rimbalzo Ribeirete, gran caos, riemerge la numero 12 in maglia rosso-blu. Manieri, salta un passaggio, Rozzo centrale, Pato in mezzo a due, fallo e allora punizione quando mancano 97 secondi. Questa volta calcia Belli, Queiroz lavora due volte in difesa. Ci sarà la rimessa per il Pescara, Manieri, altra chiusura, il Cagliari si difende. Belli, doppio scambio con Manieri, poi tocco fuori, Sciascio, Belli, cambia lato, Rozzo chiusa, Vecchione anche, Sciascio tiene in campo. Belli, Manieri. Cambio Pescara dentro Coppari, scelta Sciascio, Manieri, Rozzo. Sciascio, palla centrale, Coppari, giocatona, poi destro, sbucciato, sarà ancora angolo. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi, ne mancano 59. Coppari dall'angolo, salta un passaggio, Sciascio! Deviazione ancora di Queiroz. Adesso Pescara con tanti palloni negli ultimi 10 metri. Vecchione, altra transizione possibile. Scelta Pereira, buono stop. Secondo meno e allora Sciascio. Questa volta il contropiede del Pescara. Palla dentro, Rozzo è passata, poi litiga con il pallone. E allora Polloni ci mette ancora le mani. Pereira, lato, Vecchione, palla molto scomoda con Queiroz che è rimasta a terra e allora il Pescara che non gioca.
Si fa sentire il Palaconi per quella che momentaneamente è l'impresa dell'8ª contro la prima di questa Serie A. Cagliari avanti con Alice Virtis e Cagliari che adesso si sta soprattutto difendendo. «20 secondi per il Pescara». Pato gestisce, a rimbalzo arriva ancora lei. Pato, tripla chance. Alla fine Rozzo riapre. Coppari, Murata da Ribeirete. Manieri dentro. Pato, chiusura di Virtis, altro angolo. Rozzo, ancora Polloni, altra paratissima della 66, altro angolo per il Pescara, anzi no, è un angolo spostato. Manieri, Ribeirete si sostituisce al suo portiere. Coppari, Manieri, un po' di metri, palla dentro, deviazione, Pato a rimbalzo, la tripla occasione è quella buona da vedere, la decisione è fallo. Fischiato il fallo con il Cagliari che ha avuto un attimo di paura, alla fine eccola la decisione dell'arbitro, fallo, e allora si resta sull'1-0. Uno e due i fischi dell'arbitro. Con il primo tempo che in teoria finisce qui. E anche in pratica, con qualche protesta adesso del Pescara, anche un giallo per Federica Belli con l'ultima occasione, quella del potenziale 1-1 che ha fatto scaldare la panchina di Maria Amparo. Cagliari che chiude i primi 20, anzi no, perché in realtà manca ancora un secondo. C'è l'ultimo secondo da far passare per il Cagliari, che ha questa punizione buttata davanti. Adesso sì che finisce il primo tempo. Cagliari sull'1-0 con il gol del suo capitano Alice Virtis. Ci fermiamo un attimo anche noi e poi di nuovo in diretta dal Palaconi per l'andata dei quarti dei playoff.
Torniamo in diretta dal Palaconi, anche il palazzetto di Cagliari adesso ha trovato tanto entusiasmo dopo il gol dell'1-0 di Alice Virdis. Il Cagliari si è difeso, poi anche soffrendo, ma soprattutto mettendo tanto cuore, il cuore che adesso i tifosi stanno mettendo nel farsi sentire, nel soffiare dietro queste ragazze che sono andate avanti contro la grande capolista della stagione regolare. Il Pescara che gioca a destra, Tati, Manieri, Rozzo, Tati, Sciascio ricomincia, Queiroz non ci arriva, Rozzo sì, Tati, Manieri, palla centrale, Sciascio, tacco, giocatona, Rozzo, Queiroz. Questa volta la parata è sua, non di Polloni, ed è la prima notizia del secondo tempo. Il Pescara recupera, avvio subito su ritmi elevati per rimettere a posto gara 1. Manieri, Sciascio, liscia il pallone, Queiroz riparte sull'altra 10, alla fine rallentata da Manieri. Vecchione, tacco da Virdis, suolata della 3, Virdis! Giocatona! Mascia, gran parata, poi Sciascio si prende il fallo. Avvio subito su livelli importanti sia per il Pescara, che è andato un paio di volte al tiro, sia per il Cagliari, con Virdis vicina anche alla doppietta. Sulla grande giocata di Vecchione, ennesima protezione e poi scarico con il tacco. Tati, Rozzo vuole passare su Queiroz, chiusa all'angolo, deviazione e c'è l'angolo per il Pescara. Tati, palla centrale, Sciascio al volo, Polloni, che parata! Tati, stesso schema, palla lenta, Sciascio legge, Vecchione recupera, Queiroz raccoglie. Ragiona Queiroz, meno Mantila che butta il pallone, quantomeno non rischia. Tati, Manieri, poi Rozzo, tunnel, è passata Rozzo, sterzata, gestione destro, palo sulla doppia giocatona di Natalia Rozzo. Pescara ad un passo dall'1-1. Manieri, Sciascio sui tamburi del Palaconi, Manieri a sinistra, Rozzo lascia lì, Manieri sterza, ora sul destro, punta mancina deviata e raccolta da Vecchione, contropiede Cagliari, palla a destra, Ribeirete, cestina, la chance dell'allungo. Altra grande giocata di Fabiana Vecchione, che prima ha condotto e poi ha scelto la giocata lato-lato. Sciascio, Manieri, Tati, Sciascio sgasata sul mancino, palla centrale, Ribeirete chiude 2 volte. Poi Virdis, tanto campo da attaccare, chiusura di Rozzo, palla davanti, Sciascio lascia lì, Manieri, secondo palo, Rozzo, azione perfetta. Tutta la qualità e la freddezza del Pescara che torna sul livello del mare con il 18° gol in stagione di Natalia Rozzo. Qui trovato il fisico di Aida Sciascio, poi Manieri con il ghiaccio nelle vene sceglie l'assist, non il gol, e allora Rozzo questa volta supera anche Polloni. Palla all'angolo per la numero 7 del Pescara, che adesso si difende, Vecchione non le riesce lo stop.
Manieri da Pato, salta un passaggio, non trovata Vanelli. Virdis, Ribeirete, Virdis rischiando, ma il Cagliari esce dall'angolo. Poi palla scucchiaiata, Vecchione a rimbalzo. Adesso contro Tati. Ultimo tocco di Vanelli. Queiroz, Virdis, palla davanti, Vecchione non trovata e Giorgi chiede un giro in più al suo numero 3. Vanelli viene a prendersela, Rafa Pato, poi Coppari, in parallela Vanelli gioca all'indietro, la deve tenere in campo Mascia. Vanelli, Tati, palla centrale, Vanelli lascia, Pato raccoglie, adesso spalle alla porta, ricomincia con Tati. 1 contro 1, sposta su Vecchione, poi cambia lato, Coppari forte, Murata, Tati forte, fuori. Tati, palla davanti da Pato, Pato secondo palo, è arrivata anche Virdis a chiudere, ci ha messo la faccia, adesso deve giocare, sperando che abbiate visto qualcosa al di là della bandiera. Il Cagliari intanto la perde, adesso tanti metri a sinistra, rossoblù tornate. Tati, Vanelli, liscia lo stop. Pereira valuta, poi Virdis, chiusura di Pato. Ribeirete, palla in movimento e allora cambio fallo. Cagliari che certamente adesso deve ritrovare la qualità con il pallone. Pescara che avrà gara 2 e anche eventuale gara 3 in casa. Coppari in parallela, Vanelli è uscita dai blocchi. Apertura da Pato, sgasata sul mancino. Pato, Polloni, gran parata, si fa anche male. È rimasto a terra il portiere del Cagliari. Ha bisogno quantomeno di un po' di ghiaccio Polloni e anche, se non altro momentaneamente, del cambio. Quella che sino ad ora è probabilmente la migliore in campo. Tantissime parate nel primo, un paio anche in questo secondo tempo. Dentro Cristina Carboni Tonga.
Pescara gioca, Coppari, Belli, palla a sinistra, Coppari fuori, Dincecco dà e si butta nello spazio, Mascia lunga, Tonga, primo lavoro che riesce e anche ultimo perché Polloni torna subito in campo. Coppari, rotazione, Pato se la calcia addosso. Pescara che già un paio di volte è riuscita a sfruttare i blocchi per mandare poi al tiro la terza delle ragazze in fila. Questa volta Pato che non è riuscita ad inquadrare il bersaglio. Vecchione, Virtis, Pereira, gran giocata, Dincecco, gran chiusura. Vanelli, Dincecco, Coppari, punta Vecchione, blocco di Pati, Coppari centrale, Vanelli 1-2, Pereira chiusura, giocatone in mezzo 2, apertura da Mantila sul secondo Vecchione, cercata solo con lo sguardo, il Cagliari gira a sinistra, Pereira, Virtis deve gestire da ultima, cercata Vecchione, trovata Dincecco, anticipo del capitano del Pescara. Mascia, palla diretta, Vanelli, stop che riesce, poi Mancino, forte ma distante. Polloni, finta la palla lunga, adesso arriva da Vecchione, stop con la mano. Può giocare Tati, Dincecco, lato, Tati verticale, Rozzo, anzi Sciascio, pardon, ad uscire dai blocchi, a scambiare con Manieri. Finisce il campo. Allora Pereira, Cagliari che fa sganciare anche Polloni che a metri non li prende, va direttamente in porta. E allora Mascia deve allungare in angolo con Polloni che quasi aveva buttato il pallone. Vecchione che infatti le chiede più calma, le chiede di guardare meglio. Ma intanto rosso-blu all'angolo. Pereira, ci sarà un altro angolo. Ribeirete, secondo palo, gran palla per Vecchione, deve allungare con la testa Manieri. Vecchione, palla forte, murata, avrà una seconda chance Fabiana Vecchione.
Pereira, tacco Vecchione, Ribeirete scava direttamente sul muro. Tati, D'Incecco, Tati. Poi Sciascio chiusa, il Cagliari ritrova il possesso quando se ne vanno i primi 8 effettivi. Pereira, altra gran giocata nel suo secondo tempo. Ha sofferto un po' nel primo, adesso si è presentata molto bene in questi secondi 20, si prende anche la punizione. Sulla palla Mantila, sul secondo Pereira. Staccata anche Ribeirete, palla lasciata a lei. Vecchione forte. Palla alta, deviata e allora angolo. Con Mascia che ha ancora dovuto allungare la traiettoria. E l'angolo per il Cagliari e l'altro a 12:02. Ancora a disposizione per il Cagliari che vuole tantissimo questa gara 1 per andare con un altro coraggio a gara 2. Pereira, palla centrale, Vecchione, buono stop, poi punta sulla schiena della sua compagna Patricia Ribeirete. Davanti Sciascio che rimane alle spalle di Mantila, adesso detta la linea. Tati, cambio lato, Manieri sposta, rientra anche sul destro, poi apertura da Tati, non calcia più, ora sì, Ribeirete non riesce ad accontentare Polloni che la voleva tra le mani, adesso Roso da sola, stop destro, ancora lei, la incastra sul secondo, Natalia Roso, doppietta e sorpasso completato, il Pescara è avanti. 2-1 con il Cagliari che ha perso una brutta palla, è andato a riaggredire forte, si è dimenticato alle spalle Natalia Roso, sola soletta, tanti metri, è riuscita ancora una volta con questa punta esterno a mettere la palla sul secondo palo. Mantila, Queiroz, il Cagliari non deve fare l'errore di dare ancora più coraggio al Pescara che già ha qualità, che in più è rientrato nel secondo tempo con un altro piglio. Roso, ancora lei, punta Queiroz, poi rientra Tati, Sciascio, Manieri, Roso, Tati, sterzata su Ribeirete, vuole puntare la 44. Deviazione, Virdis al rimbalzo, per poco non riesce a far partire il Cagliari, ma si prende la rimessa. Queiroz rischia tanto, Rozo vuole lo scippo, Polloni esce con i piedi, Virdis esterno, gran palla da Mantila, Queiroz vuole saltare Sciascio, chiusura. E time out chiamato da mister Moreno Giorgi. Il Cagliari ha bisogno di rialzare la testa, di non fare troppo caos con il Pescara che è già riuscito a rimontare dopo un grande avvio di secondo tempo. Con Roso sempre più protagonista di questa 24-25. Dopo la doppietta nella 26esima, la doppietta anche nel primo turno dei playoff.
Queiroz, Cagliari e Pescara tornate in campo a 10:20 dalla fine di questa gara 1 con Pereira, portiere di movimento, power play attivo per Moreno Giorgi. Virdis, forza in verticale, trovata in qualche modo Andresa Queiroz. Queiroz, adesso può puntare, palla centrale, Virdis non affonda, Pereira riapre, Queiroz su una palla non scontata, il Cagliari torna. Queiroz a destra Ribeirete. Queiroz, Pereira a sinistra, Virdis, scelta, cambia lato, palla imprecisa per Ribeirete. Il Pescara vuole giocare subito, lo fa Mascia davanti, Virdis è già tornata a difendere, poi lotta, apertura, palla imprecisa ma gran giocata anche all'indietro di Alice Virdis. Rosso, Manieri, verticale da Vanelli, si impegna Vecchione, palla che esce. Virdis, Queiroz, si vuole isolare davanti Vecchione. Eccola adesso. Vecchione, tacco, chiusura di Manieri che ha anche pensato alla transizione. Alla fine non è riuscita a realizzarla. Queiroz, Ribeirete dentro, facile per Mascia, vuole andare anche in porta, Pereira mette il piede, valuta il cambio, alla fine non lo fa e allora il Pescara gioca con il Cagliari che in porta non ha Polloni ma Pereira. Vanelli, Sciascio, Manieri, lato, Tati dentro il campo, poi a sinistra, Sciascio, Tati, Vanelli attacca veloce, scelta adesso, se la ritrova troppo fuori. Pereira, Virdis la tiene in campo, poi Vecchione rischia tanto da casa sua. Il destro forte di Dincecco che va veloce e va vicino al 3-1. E allora Cagliari che per il momento rinuncia al power play. Torna in campo Polloni, viene pressata forte Andresa Queiroz. Pereira, un po' di metri, deviazione, Mascia, paratissima. Dopo la palla alzata da una sua compagna. Si è rialzato il portiere del Pescara. Ha salvato il vantaggio delle biancoazzurre che adesso attaccano davanti. Queiroz riesce a passare, Rosso a rimbalzo, apertura Coppari, non c'è nessuno in porta, Coppari destro, deviazione di Queiroz. Cagliari che si salva ancora ma rischia e la perde, Tati a sinistra, Rosso vuole la tripletta, Queiroz ha decisamente altre idee. Tati, Manieri, Sciascio, Tati. Manieri 1-2, gran chiusura di Queiroz,
Transizione, Queiroz, gran giocata, poi apre male, non vede a sinistra Vecchione, va a destra De Virdis, usa male il piede meno forte. Sciascio, altro lavoro da grande pivot, altra chiusura di Pereira. Queiroz, trovata Vecchione, grande stop, poi anche la ruleta per tornare da Queiroz che alza fuori. Manieri gioca davanti, Sciascio non riesce a vincere su Queiroz e alla fine fischiato il fallo ad Andreja Queiroz. Sarà punizione per il Pescara, prima chiamato il time out da Maria Amparo. Si torna in campo con il Pescara che avrà la punizione. Terzo fallo fischiato al Cagliari, sono 3-1 i falli in questo secondo tempo. Sulla palla Rozzo, fuori Sciascio. Rozzo salta un passaggio, Vanelli, Manieri, mancino alto. Davanti Polloni, Vecchione, calcia di prima, non bene. Coppari, palla centrale da Sciascio, non ci può arrivare, cambio tra pivot, fuori Sciascio, dentro Rafa Pato. Polloni da Vecchione, non riesce lo stop, duello vinto da Ludovica Coppari. Adesso Pato, tanti metri. Gestione palla fuori, Coppari calcia, scelta rivedibile a rimbalzo Vecchione, non riesce a far partire Andreja Queiroz. Allora Pato, Vanelli con l'ultimo tocco di Maria Mantila.
Da sistemare qualcosa anche in zona tribune. Adesso si può andare con Vanelli che gioca all'indietro. Tati, Manieri, Tati, palla davanti, gran chiusura di Mantila su Pato, poi Pereira, Ribeirete, chiusa Queiroz. Vanelli, Manieri gira a memoria per Pato. Cagliari l'ha ancora persa, adesso grande difficoltà nell'uscire dai propri 10 metri. E allora Tati, Manieri, Rafa Pato, palla centrale, Manieri, il Pescara gioca molto bene. Manieri orizzontale, rischia, alla fine la perde a 4:44 dalla fine dell'andata dei quarti. Queiroz, Pereira, Virtus, adesso si riprende a giocare con il power play attivato dal Cagliari. Virtus forte, Vecchione, cestina una grandissima palla con il Cagliari vicino al livello del mare, ancora con la sua pivot, ancora sulla giocata di Alice Virtus. Mascia con le mani, Pato, protezione, non c'è fallo. L'ha ripresa il Cagliari, Queiroz, pressata forte da Vanelli, Ribeirete di prima, grande scelta, Vecchione, protezione. Tacco, Virtus, Queiroz, è tornata in campo Cinzia Pereira sul secondo Ribeirete. Scelta Queiroz, Ribeirete, ancora larga a destra, si torna da Pereira, Queiroz, Virtus. Forza Virtus, Tati, recupero e poi calcia male con la palla però deviata da Pereira e dunque è un angolo per il Pescara. Vanelli calcia male. Polloni, Queiroz. Verticale, Vecchione tiene anche questa, poi chiusa, Pato sputa via. 3:30 alla fine, Polloni forte, Vecchione, grande stop con il petto, poi chiusa, Tati, 2 contro 2, sta arrivando Pato, Tati sposta e calcia, palla dentro. Con Pato che sostanzialmente difende per il Cagliari, non le riesce lo stop, non riesce neanche ad indirizzare in porta. Virtus a sinistra, Vecchione si gira, adesso sì, cambio lato, Coppari verso la porta, Queiroz usa le mani, lo fa da ultima e allora rosso per Queiroz, notizia bruttissima per il Cagliari, un po' per questi 3 minuti e 03 che mancano, un po' soprattutto per il ritorno.
E allora dal 5 contro 4 del Cagliari, che ha utilizzato il power play negli ultimi minuti, a questo 4 contro 3 in mezzo al campo del Pescara, che intanto ha la punizione. E allora Pescara, che ha anche la possibilità di costruirsi il match point. Tati, Rozzo. Salta un passaggio, chiusura, Rozzo. Questa volta calcia male. Polloni con le mani, davanti da Vecchione, troppo davanti. Non può arrivarci la numero 77 di Giorgi. Il Pescara gioca a tanti metri a sinistra, Rozzo ignorata per gestire meglio questa superiorità. Manieri, Rozzo, centrale da Sciascio, 3-1, prima la doppietta, adesso l'assist di Natalia Rozzo. Il Pescara chiude qui gara 1 e indirizza pesantemente la serie. Chiude qui, quantomeno probabilmente, questa gara 1 il Pescara di Maria Amparo, con il Cagliari che quantomeno adesso può tornare in parità numerica. Inserita Ribeirete, calcia male Pereira, Rozzo a rimbalzo 2 volte a raccogliere, Rozzo calcia, gestisce molto male il 2 contro 0 potenziale. Giuliano, lato, Virdis. Il Cagliari ha rischiato tanto di prendere il -3. Pereira forte! Golasso della brasiliana del Cagliari. I rossoblu sono ancora vivi con la punta forte e precisa di Cinzia Pereira. Ancora 2 minuti per le speranze della squadra di Moreno Giorgi, che su questo grande gol ha aiutato a rialzare la testa sia alle sue giocatrici che al palazzetto intero, perché adesso c'è il tempo per pensare quantomeno al terzo gol del pomeriggio. Virdis, Pereira, ancora Virdis, ancora con Ribeirete a giocare da portiere di movimento, il Cagliari a rischiare, Tati, gestione sterzata, doppia per andare a destra, grande scelta, Rozzo centrale, Dincecco, il Pescara non calcia più e Ribeirete deve andare in porta. Coppari, Rozzo, Dincecco, Tati, Dincecco lascia lì per nessuno, il Cagliari può giocare. Pereira, Virtis, 1 minuto e 5 secondi. Virtis, si è aperta Pereira, calcia ancora, non le riesce, il replay del gol. 61 secondi. Pereira, Virtis, sposta Vecchione, secondo palo. Giuliano non le riesce, il colpo da karate, era complicatissimo fare meglio sulla bella costruzione del Cagliari. Manieri, Vanelli, Manieri, grande pressing di Vecchione, Contati che scasa centralmente. Manieri, lucidità, Pato, sposta Vanelli, non riesce a chiudere, Pato sì! 4-2, anche lei
nella festa del Pescara che inizia così la propria corsa playoff. Mancano 29 secondi. Ultimi 25 secondi per il Cagliari, che vuole quantomeno riequilibrare gara 2, partire da un -1 magari. Coppari calcia anche in porta, calcia fuori. Pereira davanti sulla testa di Rozzo, deve giocare la 14. Coppari con la testa, Rozzo al volo, calcia anche lei fuori. Quando manca un secondo, Giorgi ha già detto a Ribeirete di lasciare lì il pallone. 1, 2 e 3. I fischi dell'arbitro. Gara 1 se la prende il Pescara di Maria Amparo con una grande rimonta nel secondo tempo al Palaconi. Però anche tanti applausi per il Cagliari che se l'è giocata alla pari con la prima della classe. Tra una settimana esatta sarà gara 2, il Pescara parte con il +2, il Cagliari ha tanta voglia di rimandare i discorsi a gara 3, eventualmente si giocherebbe il 25 di maggio. E dunque dal Palaconi è tutto, un saluto da Mattia Renna, un ringraziamento ad Alberto Tosini per il suo lavoro alle immagini e in regia e un buon proseguimento di serata.